Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Questa sera ho smanettato un pochino per riuscire a, far partire la diretta perché hanno cambiato alcune impostazioni e ho ancora l'occhio con la vecchia modalità e dunque, dovevo leggere tutti i passaggi, ho perso un po' di tempo in più. Ora so che lunedì mi devo collegare un po' prima perché appunto devo ricordarmi. Bene, allora come state? Siamo arrivati anche praticamente a quest'altro fine settimana, dunque, come di consueto il venerdì, il Marietto Veneziano e la sottoscritta, si occupano di riequilibri energetici. Dunque, appena avrò salutato, gli amici che, insieme a me hanno trascorso questo tempo che trascorreremo insieme, mi dedicherò ai riequilibri, ai protocolli di riequilibrio e di pulizia. Ma fino ad allora avete spazio per, ottenere una risposta a una delle vostre domande. Vi risponderò questa sera con le sibille e, così che insomma, vediamo di darvi la possibilità di risolvere qualche dubbio, di vedere più chiaro. Vi ricordo comunque che le risposte date durante le dirette, non sempre sono perfettamente attendibili. Sicuramente molti saranno soddisfatti, ma altri magari non trovano piena corrispondenza. È dovuto chiaramente alla mancanza di alcune informazioni, di alcune indicazioni che sono collegate proprio alle scie energetiche. Per esempio non chiedo il cognome. Per esempio in una domanda molto scarna è difficile, insomma non c'è quello scambio, quella connessione. Passo tra l'altro da una frequenza all'altra, dall'energia di una persona all'altra, sono tutti dettagli che comunque nell'insieme fanno la differenza. Dunque vi chiedo gentilmente, quando ponete la vostra domanda, visto che ci tengo non a fare una cosa così tanto per è vero che mi piace passare tempo con voi e spero viceversa che anche per voi sia lo stesso, ma ci tengo a darvi veramente un contributo. Dunque vi chiedo cortesemente di mettermi il vostro nome e la vostra data di nascita nella domanda, formulare una domanda in modo chiaro, se riuscite a mettere qualche indicazione in più per lo spazio che è previsto dal commento, bene, approfittate e mettetelo. E se la vostra domanda riguarda qualche altra persona, gentilmente scrivete anche il nome e la data di nascita della persona su cui state indagando o chiedendo. Se questi requisiti non sono ottemperati, io passo alla domanda successiva. Questo perché appunto, lo dico sempre a tutte le dirette, per me è importante. Vi ricordo comunque che sono disponibile per consulti privati a pagamento. Il consulto con me ha un costo di 20 €, una durata di 45 minuti e potete prenotare il vostro consulto contattandomi al 347 8702 622. Diciamo che preferisco il contatto tramite messaggio o tramite WhatsApp, perché spesso e volentieri sono comunque impegnata al telefono, non sempre mi trovate libera, dunque scrivendomi su Telegram o su WhatsApp al numero 347 8702 622 riesco a rispondervi e poi così a darvi le informazioni e a pianificare il consulto. Bene, detto questo, visto che ci avviciniamo al momento di cominciare, i saluti e a darvi le risposte, vi ricordo anche il sito. Ormai dal 2015 siamo online con il sito ilcapitano.altervista.org. Sicuramente per gli amanti della radionica questo sito non è nuovo, perché il sito si premura appunto di diffondere gratuitamente la radionica, dunque i circuiti radionici che sono stati raccolti all'interno di numerose dispense e queste dispense contengono comunque un minimo di spiegazione. Ulteriori approfondimenti sono stati dati nei nostri canali YouTube, nel canale YouTube del Marietto Veneziano, nel mio canale YouTube, nelle playlist dedicate. Dunque andate e cercate le playlist per appunto approfondire questi argomenti. Tra l'altro troverete molti altri argomenti su questi canali che abbiamo cercato di curare
nel migliore dei modi e per trasmettervi veramente qualche strumento e qualche spunto di riflessione. Bene, nel sito c'è anche la sezione shop dove troverete i nostri servizi a pagamento, comunque potrete vedere di cosa ci occupiamo e in che modo potremmo esservi di aiuto, magari a risolvere qualcosa o migliorare la vostra vita. Bene, detto questo, cominciamo con i saluti. Buonasera Felix, buonasera Marietto. A proposito parlavo di lui. Buonasera Luigi, buonasera Rossella, buonasera Chiara, buonasera Gisella, buonasera Alex, buonasera Stefania, buonasera Angela, buonasera Marisa, buonasera Agata, buonasera Tiziana, mia nipote, buonasera, buonasera Siriuccia Bella, buonasera Gisella, ovviamente buonasera Eva, che so che sei lì anche tu. Buonasera Mariangela, buonasera Cetti, buonasera Pangea. Bene, certo che ti saluto il Marietto. Allora, Marietto, Siria ti manda i saluti. Bene, allora, direi di cominciare, vedo comunque ci sono un bel po' di domande, spero di rispondere a più persone possibile, dunque cominciamo subito dalla prima che è di Anna, 13 maggio dell'80, Alberto 22 dicembre 75, cosa prova per me? Siete entrambi single, perfetto, benissimo, così se vedo delle figure o non le vedo mi aiuti nell'identificarle, grazie. Allora, Anna e Alberto, vediamo cosa prova Alberto per Anna. Andiamo, su. Beh, il taglio è molto interessante. È sicuramente un taglio che chiunque, anche non conoscendo i significati delle carte, riesce immediatamente a percepire le influenze positive e le valenze positive. Dunque, direi che abbiamo già una buona partenza, ma andiamo un po' a vedere. Allora, il Marietto saluta tutti, tra l'altro avvisa che inizia già i suoi riequilibri per le persone che si sono affidate a lui, dunque già si mette al lavoro. Va bene, io ti raggiungo fra una mezz'ora. Buon lavoro Marietto. Allora, veniamo alla stesa. Abbiamo comunque anche nelle carte c'è della stesa delle indicazioni abbastanza interessanti, perché diciamo che partiamo da una situazione che è stata probabilmente difficile per entrambi. Siete single, ma di recente ci deve essere stata qualche grossa delusione, forse o qualche cosa che si è interrotta a causa di situazioni poco chiare, ambiguità, falsità, menzogne. Dunque diciamo che c'è qualcosa di abbastanza forte che comunque nel momento in cui vi siete incontrati ha lasciato quel margine di circospezione. Chiaramente con le ferite del passato è normale a volte non lasciarsi andare subito o avere la necessità di proseguire con calma, perché chiaramente ci si è scottati e dunque a me risulta così, che ci siano delle scottature che comunque non impediscono alla cosa di continuare. Infatti al presente abbiamo carte comunque che indicano che la situazione va avanti anche in modo piuttosto interessante, sembra che comunque ci siano delle aspettative che vengono in qualche modo ricolmate. Oserei dire
se fosse una domanda a carattere lavorativo ti direi: "Guarda che il viaggio che tanto desideri o il trasferimento che tanto desideri sta per essere notificato, sta per essere approvato". In questo caso ti potrei dire: "Boh, chissà che non ti faccia la sorpresa o di venirti a trovare, oppure di portarti qualche giorno fuori", perché c'è qualcosa proprio nella linea del presente che fa presumere un qualcosa che, comunque soddisfa un desiderio in qualche modo. C'è qualcosa di positivo in questo momento e che è oggetto di studio e valutazione. Chiaramente, state prendendo reciprocamente le misure e devo dire anche lui, visto che comunque la domanda principalmente, vede lui come protagonista, no, cioè cosa prova lui per te. Andiamo avanti. Ehm, Dunque, se per caso vivete in luoghi e città diverse, potrebbe farti un'improvvisata e venirti a trovare. Se invece, siete comunque nella stessa zona, è possibile che, questo viaggio che si vede qui verrà fatto insieme o comunque c'è, se non è un viaggio, comunque c'è un orientarsi verso di te, comunque viene incontro alle tue aspettative e ai tuoi desideri. Sicuramente è molto utile anche il dialogo fra voi ed è uno dei motivi per cui vi trovate e uno dei motivi del vostro successo è il reciproco ascolto, il potervi guidare, consigliare. Secondo me lui vede queste qualità e, le apprezza. Sembra che la situazione sia in effetti molto improntata su questo aspetto. La fisicità non manca, in ogni caso è presente nell'esito, ma, è possibile che, si ampli un po' il parco delle conoscenze. Sembra o che venga in ve vive veniate reciprocamente introdotti nelle comitive o che comunque, sia una persona, che ti apprezza anche sotto un profilo intellettuale. Dunque vi ritrovate in qualche modo. Beh, per quello che riguarda il futuro, a meno che lui non stia tornando sui passi di una ex, sembra proprio che invece voglia, mettere giù le basi per qualcosa che può diventare duraturo. Lui non preclude nulla, per ora, si prende anche tutto il tempo e tutto il gusto di conoscerti, ma sicuramente, la cosa lo sorprenderà e sarà positiva anche nel futuro, perché ci sono tutte le caratteristiche di un qualcosa a lungo corso. Ehm, diciamo che, militare e fedeltà, ovviamente la carta della fedeltà, migliora i significati della carta del militare, che diversamente potrebbe voler dire un amore segreto, potrebbe indicare che si sbottonerà a fatica, che non ti dirà subito i suoi sentimenti, oppure che li combatte in qualche modo, oppure ancora che nasconde dei sentimenti per qualche altra persona, ma non sono negative da far intendere una possibilità del genere. Comunque c'è qualche resistenza e c'è qualche situazione anche legata invece a un desiderio fisico, la carta del militare comunque, lo dico sempre in tutte le dirette, ogni volta che viene fuori, la carta del militare ha il sapore dei valori di Marte e Marte è il dio della guerra, ma è anche il sesso, okay, dunque diciamo che, c'è sicuramente anche una bella intesa, una bella affinità. E comunque ti ritiene una persona, vedi se dobbiamo rispondere proprio a cosa prova per te, beh, attrazione, un sentimento comunque, di fiducia, approvazione, lealtà, ti recepisce come una persona piena di interessi, dalle grandi capacità, che si distingue in molte cose e con la quale sicuramente ha un rapporto di confidenza, di accoglienza e di amicizia, che non è una cosa da poco.
Bene, spero di averti risposto, comunque il taglio era veramente interessante. Dunque la cosa sembra proprio che abbia margine di crescita. Allora, andiamo avanti. Saluto anche Rossella e Luna. Allora, vediamo Luigi. Luigi, 16 settembre 76. Quando arriva il lavoro? Bella domanda, Luigi. Vediamo, speriamo che arrivi presto. Vediamo un po', rispondiamo a Luigi. Sibille, diteci per Luigi, 16 settembre 76, quando arriva il lavoro. Vediamo subito cosa ci dicono. Allora, il taglio preannuncia un'ottima occasione, un'occasione che se saprai cogliere ti appagherà e probabilmente non è proprio tutto quello che desideravi, ma è sicuramente un avvio di cui essere contenti. Dunque già il taglio preannuncia un'opportunità, mi raccomando però, perché l'omaggio di preziosi eh, può al negativo indicare le occasioni che perdiamo, per questo ti invito a guardarti bene attorno e non farti sfuggire niente. Allora, oh, beh, l'esito conferma l'arrivo di una bellissima occasione, ma andiamo con ordine partendo dalla linea del passato. Io guarda, vedo che c'è stata una delusione non da poco nel tuo passato a livello lavorativo. È possibile che tu sia stato giudicato ingiustamente e forse anche accusato di qualcosa che non hai fatto tu. Dunque, o così, oppure in ogni caso ti hanno dato addosso fino a costringerti ad andartene, o comunque alla fine hai scelto di andare via. C'è comunque chiaro segno di interferenze di altre persone che si sono in qualche modo messe di traverso nel tuo percorso lavorativo. Dunque c'è, come dire, una situazione che se non è arrivata per le vie legali poco c'è mancato e comunque hai avuto anche delle perdite di tipo economico, dunque ti è stato forse sottratto qualcosa che ti spettava, insomma non è una situazione che vedo semplice quella da cui provieni e in effetti ancora adesso c'è una preoccupazione in te, sei arrivato molto stanco dal tuo passato e chiaramente devi recuperare e forse anche un po' recuperare l'entusiasmo nella ricerca del lavoro. Evidentemente c'è una preoccupazione di non vedere spuntare niente, però posso dirti che nell'ambito delle tue amicizie qualcuno cerca di darti una mano e qualcuno forse prometterà delle cose che non può mantenere. Dunque, in questo momento prendi con beneficio di inventario quello che ti arriva, perché ancora non è tempo, sebbene spargendo la voce qualcosa si muove. È piuttosto nel prossimo periodo che vedo una situazione, mhmm, ancora dai tratti incerti, cioè qualcosa che sicuramente può cominciare, ma che non si sa né dove ti porterà né quanto durerà, però è un qualcosa che, ti permette di collaborare, di fare un qualcosa. Cioè potrebbe arrivare anche più di un'occasione di collaborazione, fermo restando che potrebbero essere limitate nel tempo o comunque, potrebbe esserci qualche vincolo, qualche situazione che comunque si blocca. Però la stesa si chiude con un colloquio. Se non è un colloquio è magari un esame di stato, un concorso, c'è un qualcosa che si muove comunque nel prossimo periodo. E, secondo me, volendo leggere casa, artista insieme, potrebbe indicare un colloquio di lavoro presso uffici, un ospedale, una casa di riposo, una struttura ricettiva, cioè tutto quello che come lavoro mette in luce il contesto del lavoro, cioè il fatto di lavorare dentro una struttura. Okay, dunque c'è un qualcosa
okay, potrebbe essere anche l'insegnamento in una scuola, c'è un qualcosa, okay, che si muoverà nel prossimo periodo e, che diciamo supererà anche la barriera definita dai lavori temporanei. Perché poi ti ho già preannunciato che l'esito è veramente bello, perché un incontro molto importante con una persona genererà un'ottima offerta per te. Dunque tieni duro perché devi incontrare quest'uomo. Lo incontrerai, sarà una persona che probabilmente è il titolare dell'azienda che ti proporrà il lavoro, oppure qualcuno che ha la possibilità di aiutarti in modo concreto e che non farà false promesse, ma assolutamente una reale proposta, molto fortunata. Dunque, ce l'abbiamo nell'esito e si tratta dunque di una cosa che si muoverà nei prossimi tempi, nei prossimi mesi. Allora, vediamo la prossima domanda. Ho risposto a Luigi e ora, secondo l'ordine della mia chat, di come risulta qui, abbiamo Alex. Intanto vado a vedere prima di rispondere, prima di leggere addirittura la domanda di Alex, se qualcun altro ha scritto. No, va bene. Allora continuiamo con Alex. Buonasera Hilde, vorrei poterti chiedere se vedi ancora lavori di blocco maleficio, soprattutto per fermare il lavoro da parte di una donna. Ok, vediamo. Alessandro, 8 febbraio del 74, vediamo cosa c'è, se c'è qualcosa effettivamente che è stato fatto da parte di qualcuno o se i blocchi che percepisci hanno un'altra origine. Vediamo un po'. Vediamo un pochettino le sibille, chiediamo. 8 febbraio 74 per Alessandro. Al taglio non si vede niente di particolare o di pesante riguardo un eventuale maleficio, anzi sembra proprio che tu stia per alleggerirti di un peso, che dovrebbe esserci comunque qualcosa che parla di un ricongiungimento con qualcuno o qualcosa che è lontano, appartiene a terre lontane. Vediamo però. Potrebbe anche essere una buona opportunità legata a qualche posto lontano. Allora, in passato c'è un attacco, questo è chiaro. Allora, come vedi, nel passato abbiamo superbia militare, dunque un attacco c'è stato, ok? Però ha a che fare con qualcosa legato alla casa, come se la casa, la famiglia, abbiano indotto a cercare delle soluzioni, delle situazioni e abbiano generato da parte di una figura che magari si mostrava amichevole, ma vedi l'attacco compare nel passato. Oggi ancora c'è dell'attesa, ci sono dei sospiri, ma non vedo un attacco qui. Però effettivamente una figura, non so, potrebbe essere materna, potrebbe essere qualcuno che comunque ha un atteggiamento di accudimento o una sorella più grande, c'è qualcosa che vedi, è un po' come se da una parte volesse importi la sofferenza di un blocco o comunque con questa figura hai ancora dei sospesi o stai pagando ancora delle cose. Però ecco, io il lavoro lo vedo nel passato, non vedo un lavoro attualmente e nemmeno nel futuro. Diciamo che ci sono ancora probabilmente non degli strascichi, ma delle attitudini, dove questa persona tende a bloccarti, però lo fa probabilmente in modi, vedi che c'è la carta del dispiacere, forse fa leva su un senso di colpa, forse sa come ferirti, però è tutto qua, non sembrano
mentre c'è nel passato non ci sono altre situazioni, e considera che le carte che parlano di lavori occulti sono comunque almeno 3, ma ne compaiono solo nel passato. Dunque, diciamo che questa persona è un po' un vampiro, okay, e dunque costantemente cerca di portarti via qualcosa, però io non, oltre questo non mi sembra che vada. Ad ogni modo, come esito abbiamo comunque la possibilità di riuscire, cioè la carta della riunione è anche una carta di riuscita, dunque l'unica cosa è che sei un po' un sorvegliato speciale, qualsiasi passo fai, qualsiasi persona frequenti, qualsiasi cosa tu voglia avviare è sempre sorvegliata a vista. Dunque diciamo che forse l'ostacolo maggiore che ti fa questa persona è proprio di essere presente nella tua vita, non quello che può o non può ancora farti. Cioè, un atteggiamento piuttosto che ha dell'infantile, dell'immaturo, ha del non so, c'è qualcosa con cui gioca in modo sottile, fra momenti in cui ti avvicina, momenti in cui è più allegra, a momenti in cui comunque cerca di bloccarti. Questa figura, è più per come si comporta che non per quello che abbia ancora potuto fare. Vediamo di passare alla prossima domanda. Spero intanto di averti risposto. Prego Luigi. Allora andiamo a Stefania. Allora, buonasera, vediamo se stasera avrò fortuna. Hai visto venendo presto? Vorrei sapere se la mia vicina di casa andrà via definitivamente. Però dovresti scrivermi, Stefania, il nome della tua vicina di casa. Non penso che la tua vicina sia tu, 2 gennaio, o che vi chiamiate uguale. In ogni caso scrivimi, se ce l'hai, il suo nome di sicuro, la sua data di nascita. Dai, che io lo dico sempre che dovete mettermi Felicity, e la data di lei? La sai? Del 64, va bene, dai, vediamo se riesco lo stesso, però chiaramente sappiate che più dati fornite, soprattutto per quanto riguarda le frequenze, le vibrazioni delle persone, meglio è. Allora, perché altrimenti devo girare la domanda in un modo che riguardi solo te, invece di guardare lei. Vediamo. Allora, Sibille, ditemi per Stefania come andrà questa situazione con la vicina Felicity. Vediamo se se ne va. 2 gennaio 71, Felicity del 64. Allora, allora, qui si scorge l'opportunità di fare la cosa giusta. Ora, vedremo comunque la stesa, perché al taglio le sibille non si sbilanciano nel far capire qual è la cosa giusta. Diciamo anche che c'è la cosa giusta, il sacerdote, ma il sacerdote è anche la cosa di legge, dunque vediamo che magari non ci sia l'occasione di doversi muovere legalmente. Comunque vediamo cosa succede. È un osso duro questa qui. Ma hanno già cercato di mandarla via forse,
Non lo so, perché è più una mia sensazione che quello che leggo dalle carte, però è proprio un osso duro questa, difficile. Ma, sai, inizialmente invece si è mostrata molto diversa con te, tranne che poi ha tirato fuori alcuni aspetti. Non so se abbiate discusso a causa di una figlia o qualcuno più giovane. Si vede che inizialmente non era così male la situazione, ma poi c'è qualcosa, come una preoccupazione per una figlia, qualcosa che ha generato le profonde incomprensioni. Diciamo che in questo momento non sembra andarsene, non sembra ancora, sebbene ci sia qualcuno che forse una tua conoscente, una persona comunque che ha famiglia, che sta cercando di darti un sostegno, una mano, ma sembrava ci fosse uno spiraglio con la carta del vedovo, non mi sembra che sia potuto essere attuato. Dunque, cioè, un qualcosa ti ha dato una consolazione, sembrava che, ma poi niente. Comunque hai una persona che, regge, la ti sostiene, ecco. Allora, diciamo che domestico, riunione, amante. Allora, qui possono essere più interpretazioni. Considera che, a parte la domanda che hai posto, io non ho proprio altri elementi, dunque vado un po' a naso, e dandoti quelle che sono le possibili interpretazioni e chiedo a te di identificare il significato o quello che cercano di dirti le sibille. Qui sembra che si ricongiunga con una persona. Dunque, questo ricongiungimento però non è detto se avverrà nella casa dove è adesso o se avviene piuttosto altrove. Per se nella casa dove è adesso corri il rischio che invece di liberarti di lei si aggiunga un elemento. Potrebbe essere un figlio, potrebbe essere un compagno più giovane di lei. C'è un po' di tutto qui, okay? Però, ecco, non io proprio dirti che la vedo andarsene per il prossimo periodo no. Anche perché, fortuna superbia prigione, anche se si creano più circostanze positive, in realtà è bloccata la faccenda. Forse è lei che è proprio impossibilitata a muoversi. Non voglio dire che sia allettata perché non ci sono segni di un problema fisico, però magari non è nella condizione di affrontare spese per andarsene. C'è qualcosa che comunque la tiene bloccata lì. E vedi che ancora io non solo non vedo una partenza, ma vedo invece che si dà segretamente da fare. Attenta, io non so se fa uso di, non dico sostanze perché non è quello, ma magari fa uso di qualche arte delle sue terre, okay, attenta. In ogni caso, ehm, non è un esito positivo. Militare, nemica, sacerdote, sono tutte carte che accentuano un divario fra voi, la possibilità che avvengano ancora degli attacchi, insomma non è che corre buon sangue tra voi da quello che vedo, però non la vedo andare via, non per il prossimo periodo. Forse più avanti, casomai se vorrai potrai contattarmi per un consulto privato, magari vediamo di approfondire la cosa, oppure aspetterai, non so, 1 mesetto o 2, perché più o meno 2, 6 mesi sono più o meno i tempi, dipende dalla rapidità con cui si realizzano o con cui vivete, cioè, se avete una vita dinamica, allora magari gli eventi sono più accelerati, se la vita è poi più o meno sempre la stessa, copia e incolla, allora possibilmente ci vuole più tempo che si manifestino le cose raccontate dalle sibille. Comunque non la vedo andare via per ora. Allora, Angela, si è andata a trovare, si è andata a trovare il figlio, si è ricongiunta al figlio.
Beh, certo che se lei è via, questo blocco potrebbe essere che è bloccata là, però l'esito non è positivo, non la vedo partire, in modo definitivo o comunque ci saranno ancora dei problemi che possono emergere. Bene, vado avanti alla prossima domanda che è di Angela. 10 febbraio '69, Vincenzo, 4 luglio. Un anno non c'è di questo Vincenzo? Angela, se riesci a scrivermi l'anno di nascita di Vincenzo, magari è meglio. Io ci provo, però sappi che è un po' così, Io non sai esattamente, ma su per giù, più o meno un tuo coetaneo, quanti anni in più, quanti anni in meno, dammi un'indicazione che mi permetta di avvicinarmi alla scia di quella persona. Hai idea, se no, di quanti Vincenzo di luglio possono esserci? Vabbè, proviamo lo stesso. Però mi raccomando, mi mettete in difficoltà perché io lo chiedo a tutti di mettere i dati. Mm. Allora, vediamo cosa prova Vincenzo per Angela. Beh, diciamo che per ora è molto lanciato, Ha visto, ha visto un qualcosa. È possibile anche che non sia nemmeno un interesse recente quello che lui ha. Attenzione però, la carta del denaro non sempre è un interesse disinteressato. Comunque vediamo un po' cosa dice. Mh. Sai Angela, è un chiacchierone. Ehm, è proprio non è molto affidabile, Artista, gelosia. Raccon racconta un po' di favole, un po' di storie. Non che sia bugiardo, attenzione, però, mhmm, l'artista, l'ammalato, cioè in questo momento sembra che, possa un po' soffrire dell'opinione di alcune persone e che magari abbia un atteggiamento a volte, partecipe, a volte, un po' che fugge. Non è proprio tanto convinto, perché sì, c'è un interesse, sì, vedi che s anche nel passato, ti è venuto molto incontro, si è comportato anche magari in modo, cioè lui stesso è sembrato parecchio preso, però io in questo momento lo vedo più preoccupato che altro, cioè come se l'opinione degli altri o come se alcune situazioni lo mettano in uno stato non proprio psicologicamente stabile, cioè non è, lo vedo turbato, lo vedo boh, così, non mi convince la linea del presente. E ti devo dire che comunque anche il mercante nelle questioni sentimentali, fa capire che c'è un interesse più personale che non, e comunque sacerdote, casa, si raffredderà un po',
capito? Lo vedo un po' così. E poi non lo so, c'è qualcun'altra che girerà intorno a lui poi, una vecchia gloria, una vecchia fiamma. Mh. Non insomma, non che ti devo dire, non è stato molto lanciato, è lanciato ma non è disinteressato, ecco, questo. E poi guarda l'esito: nemica, deliranti, domestico nemico. Cioè, tra l'altro c'è anche chi vi spia, chi mette in lingua, chi chiacchiera, pettegolezzi, e lui purtroppo hanno un peso queste cose per lui. Boh. Allora, andiamo avanti. Ah, mamma mia, sono già 40 minuti e io ho le pulizie, dunque faccio velocemente l'ultima domanda di Marisa. Vi ricordo comunque che torno nella diretta lunedì alle 21:30 sempre sul mio canale YouTube, dunque se non sono riuscita a rispondervi avrete ancora opportunità lunedì, poi mercoledì sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque non vi preoccupate che non lascio mai nessuno da solo. Se avete bisogno di me mi trovate anche al 347 8702 622, 20 euro 45 minuti. Bene, allora rispondo a Marisa, vorrei sapere se Alessandro 24 dicembre 96 cambierà azienda di lavoro. Vediamo un pochettino per Alessandro. Se cambierà azienda. Beh, le opportunità non mancheranno, vedi che più di un'occasione, anche positiva. Allora, la risposta per me è un sì, ma vediamo come si sviluppa. Allora, lui già attendeva l'opportunità, ha atteso un momento fortunato, un colpo di fortuna, ma purtroppo non si è verificato nel passato e devo dirti che è arrivato a livelli di esasperazione, forse non proprio stanco di stare in quel posto dove evidentemente le cose non sono serene, dove evidentemente lui non è a suo agio, anche forse perché non è sufficientemente retribuito. Dunque ci sono tutta una serie di cose che però lo hanno portato a provare una certa prostrazione. Ora ripone aspettative da aiuti che possono venire da lontano, forse c'è in particolare un uomo, magari qualcuno di famiglia, comunque nell'ambito del contesto familiare, che può dargli una mano, e dunque c'è, diciamo così, questo in questo momento. Dunque c'è un fermento di chi potrebbe intercedere per lui. Si presenteranno delle circostanze, ma saranno del tutto inattendibili nel prossimo periodo, perché comunque abbiamo false promesse, situazioni poco chiare, e deve comunque fare attenzione anche a alcune insidie, no? Perché evidentemente c'è qualcuno che agirà un po' alle sue spalle, dunque bisognerà fare attenzione, perché probabilmente qualcuna delle cose che è stata detta, qualcuna delle risulterà essere inattendibile. In realtà l'esito comunque ci dice che arriverà una buona notizia, anche forse di un qualcosa o che ha a che fare con un vecchio lavoro che aveva già fatto, o comunque con una persona di grande esperienza che lo potrà aiutare a sistemarsi. Dunque l'opportunità la vedo finalmente arrivare, ce la farà a cambiare azienda. Bene, detto questo io vado che mi attendono i protocolli di riequilibrio. Vi ringrazio comunque per essere stati con me, ci ritroviamo lunedì alle 21:30, vi auguro un buonissimo fine settimana e di rilassarvi, di stare con i vostri cari. Un grande abbraccio.
dalla vostra Ilde, a presto, a lunedì, ciao.